Saluto e trigo a tutti, ci siamo tuppati a questa lezione di lingua sassarese e oggi avremo alfabetà di una particolarità dello sassarese, che è l'alfabeto della lingua sassarese, che è un alfabeto diverso da questo che stanno imparando finalmente a ora. Avrà questo alfabeto avere delle lettere in più e bucanne una da questo italiano che abbiamo imparato. Le lettere che avremo in più avranno la semiconsonante J, e l'UK e la consonante solda TZ, e dall'alfabeto italiano avremo a Bugane la lettera Q, tanto la J la avremo a impriare per queste zone che i barauri cominciano con la G, tanto se noi vediamo i barauri sassaresi che cominciano con la G possiamo vedere Gioggo, Gianna, tanto per un fenomeno che si chiama afaresi, che la lettera G cade completamente e i barauri che hanno in funtumati sono Ianna, invece di gente avrà Ienti, invece di Giogo avrà Iogo. Il fatto è che tanti di questi barauri che hanno subito questa afaresi ci sono ormai consolidati, così come li intendiamo, pur quando non v'è l'articolo determinativo. No, forse l'esempio, se io dico Raianna, no? So che già in pratico che sono affaresi, Ianna, però si intende, passassere, di puro Ianna che pone l'articolo. Tanto Ianna, Ienti, Yogo, e questa G è completamente caduta, tanto per rendere facile la trascrizione.